Buonasera a tutti. Buonasera. Questa sera accompagno con grande piacere e un onore la nostra professoressa Giusy Bonacina. Stiamo aspettando il duca Smicia-Töt al secolo Mario Morotti. Morotti, che purtroppo ha avuto un inconveniente e per strada arriverà. Intanto inizio e quindi io mi complimento con tutti voi, coloro che hanno completato questo corso di familiarizzazione col bergamasco. È tra l'altro il quarto corso. So che quest'anno giustamente la professoressa Giusi ha chiesto di inserire in particolare la grammatica. Di solito è una cosa un po' ostica, non facile, però mi accennava prima che invece siete stati bravi, vi siete impegnati e avete superato anche questa fase. Quindi io mi complimento doppiamente. È il quarto corso, anche al termine di questo corso il nostro segretario Mauro, che già possiede i vostri indirizzi, le vostre mail, andremo a predisporre nel corso dell'anno nuovo le pergamene di frequenza del corso. Però inviate tra parentesi i vostri indirizzi corretti perché proprio in questi giorni ci sono tornate un paio di pergamene di gente che ha dato indirizzi errati. Beh, la lingua bergamasca non sta a me dirlo, ma è ovviamente un patrimonio culturale importante per noi bergamaschi. E per quanto riguarda l'ente Bergamaschi nel mondo, è stato possibile realizzare anche questo quarto corso grazie alla collaborazione che abbiamo costantemente con il Ducato di Piazza Pontida e il suo duca, appunto Smicia Töt, e la professoressa Giusy Bonacina, che è collaboratrice, che è senatore iure pleno anche del Ducato. La lingua bergamasca, dicevo, scusate, è un patrimonio importante della nostra realtà, della nostra bergamaschità, è un orgoglio per tutti noi e di solito un bergamasco non riesce a parlare in italiano e non intercalare alcuni, ehm, alcune frasi in bergamasco, è scontato che sia così. E quindi come è un patrimonio e poi dopo la fame del sapere non bisogna mai perderla. Io su questo mi fermo qui, mi dispiace che il Duca non ci sia, ma ripeto, arriverà. Tra l'altro il Ducato ha recentemente, proprio in questi giorni, e ve ne parlerà poi lui, ma ha predisposto un nuovo sito molto facile, molto importante da andare a vedere e su questo sito vi è il dizionario italiano bergamasco, bergamasco italiano. Quindi avete l'opportunità anche di sfruttare questa risorsa per le vostre prossime trascritti, non lo so, letture e quindi avere anche a disposizione il dizionario italiano bergamasco, bergamasco italiano. Ripeto, mi complimento con voi, mi fermo ancora un attimo con voi con grande piacere e vediamo di sentire un po' questa vostra lezione, ma anche in particolare le vostre osservazioni e magari fatele in bergamasco, evidentemente. Quindi, se che perché parli pur in bergamasca che mi problemi, me bergamasca al capese. Bene, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Facciamo sentire al Presidente che cosa siamo riusciti a portare a casa in questa nostra serie di incontri. Allora, io volevo sentire qualche persona che non ho sentito la volta scorsa e quindi direi che Sara, io non l'ho sentita, vero, la volta scorsa? No, perfetto. Allora, se lei mi apre l'audio. Sì, buonasera. Buonasera, cara. Ascolti, vediamo, è complicatino, però io so che lei ce la può fare. Io voglio questa traduzione e anche poi chiediamo qualcosa di grammatica. L'olio è lì.
l'oliera è là, lei ha lì il lume. Allora, aspetti, l'olio è lì, l'oliera è là, Sì. e poi cos'è che era? Ha lì lei il lume. Allora, le, le là. No, è lì, quindi non può essere Ah, lei. le lì, le lì. No, No, lei è Lì. lì. le lì. Mm. Lo, oliera, L'olera, öle. l'era, l'era, le là, Sì. Attenzione, che adesso qui diventa difficile. e lì, le, Ha invece, lei il lume? Chi? a lei, il lume. Allora, le, Facciamo che sia un lui. la ga, No, facciamo che sia lui. ah, ok, le, No, elga, se lui. lu, elga, Olym. L'alum, abbiamo detto che Ah c'è. sì, la lum è femminile. Ah, brava. La lum, Ecco. la lum. Allora, lei mi ha detto il ga, io invece le chiedo di dirmi gal e di dirmi come lo scrive. Allora, gal, Le, lu o l'um o la lum. allora, lü con la dieresi Aspetti, e partiamo con, da con i gal. due puntini. Partiamo da gal. Ah, gal, allora aspetti. Gal, g, h, apostrofo, Sì, a, sì, ga, la, no, normale. no, perché gal, le, lu o l'um, oppure la lum. Allora, lü con la Aspetta, dieresi. abbiamo detto ga, Ok, avanti da lì. ga, mi sono persa. Allora, ga, la lume era giusto? Ga, la lume. Ma no, perché io domando, ce l'ha lei? Gal, Gal. Ah, ho capito. gal, Allora, ok. La, ripartiamo da ga. ga, allora, H, apostrofo A, Ma io non ho detto ga, ho detto gal. al, Ecco. E al, come lo scrive questo al? gal. È voce del Allora, verbo sarebbe a lui, a lei, a lei, lei. A signore, lei. perché io mi rivolgo a lei. E Ok, attenta perché è un voce del verbo avere. Quindi, ok. come lo scrivo? GH apostrofo e quello al, come lo scrivo? Al, eh, gal. GH, Con l'accento, brava, con l'accento con perché l'accento grave. perché se lo volessi acuto lo potrei mettere. No, perché non c'è. Ah, meno male, brava. Allora, gal, li, li, no, Lì, dalle lì. Abbiamo detto prima, a, li, gal, le, lu, la, lum. Avevo detto che era difficile. Si sente qualcuno? Bella questa. E lì la lum, calcola. È sparita Sara. sto meditando. Sara mi sente? Scomparsa. Niente. Si è fermata, è bloccato. bloccata. Bloccato, fa niente. Anche Vediamo qualcuno che. Arianna, mi sente Arianna? Eccola lì, brava. Sì, Allora, gal, quindi a, li, come si dice?
Le. Le, e l'accento lo metto o non lo metto? Sì, perché sennò può essere le. È un Perfetto. E accento come lo suggestivo. metto? Chiuso o aperto? Chiuso. Chiuso? Mi ha detto chiuso, benissimo. Lei, allora, ha lì lei, però è un uomo. Quindi lui. Lui, brava. E cosa metto sopra la La U? dieresi sulla La U. dieresi, bravissimo. Bravissima. Il lume. Abbiamo detto che l'homme potrebbe essere sia maschile che femminile. Le dico, le chiedo La di luna. la l'homme. E cosa metto sopra la O? Accento o dieresi? La dieresi. Brava, bravissima, meno male. Vado sempre con lei. A mio Ok. fratello piacciono le ciliegie. Mm, avanti. A me, Scusate, fratello. ma mi è saltato Abbiamo, internet? abbiamo visto, Sara. Sto parlando con Arianna, ma torno da lei. Ok, E non scusatemi. A me, ma no? fratello. Scusami, Arianna, non ti ho sentito, cara. A me, fratello. Fradel, Fradel e no Fradel. Ah. Però io le chiedo a mio fratello, mi deve dire al me fradel e mi deve dire anche come scrive quell'al. A apostrofo L perché è a lui. Apostrofo L vuol dire anche, invece no. Al è una preposizione articolata, non ha bisogno di niente. No? Ok. Come ok? Lo sappiamo, no? Allora, preposizione articolata, come la scrivo? Normale senza niente. Normale. A L. A L, benissimo. Mio fratello, Me, brava. fratello. Me Allora, fradel. Come lo scrive me con me? l'accento Con me con l'accento sulla l'accento E? sulla E che è un accento chiuso. Brava, benissimo. Fradel, Sempre con l'accento sulla E, però avverto questa brava, volta. perfetto. Piacciono le ciliegie. Oddio. Vieni qui. Dai, è facile. Aiuta Sara, che ancora vedo bloccata. E allora aiuta Menek. Piacciono le ciliegie. Menek è bloccato anche lui. Che piaci sarese. Lo farei fare al signor Giorgio. Ciao Luca. Farei fare al signor Giorgio, però il signor Giorgio è troppo bravo. Potrei dire Gapias le Ah, Marene. eccolo qua. Perché Gapias? E poi perché le amarene? Non ho detto le Ah amarene, no, le ciliegie. le Sirese. No, i I, cerete. i Serese. Allora aspetti. Gapias. Sì. Gli piacciono. Come lo scrivo? Gapias. Allora, Gapias, Mm. Come scrivo? Bravo, sì. GH apostrofo Perché? Perché apostrofo? Mio fratello, che piace. Gapias piace a lui. Ah sì, Non è voce del verbo essere. Gapias, Allora scrivo G-H-E DHE, senza niente. senza niente, Pias, Pias. I, Aspetti un sì, attimo, come scrive Pias? 13 su P-I-A-S, Mm? Ma devo mettere un accento o non devo metterlo? sì, sulla A. Brava, bravo. Anche Sara dice di sì. Grazie Sara. Le ciliegie. È un articolo, quindi I, Va bene. Sirese, mi ha detto, No, Cerese. Cerese, Cerese. Cerese, Mm. eh, come lo pronuncio? Cerese, E non metto nessun accento? Cerese. No, perché se mettessi grande Dai. direi Cerese.
Allora allora se lei dice così, posso anche dire serese. Tanto non c'è l'accento, lo metto dove mi pare. Quindi sulla prima E. No, io non ho detto serese, ho detto serese. Serese, quindi una E. Dove? Bravo. Sulla seconda. Seconda E che accento è? Aperto o chiuso? È l'accento chiuso. Bravo. Che piaci serese? Attento, vado avanti. Ma anzi, vado avanti con Sara che adesso... Ecco meglio, bravo Sara. No, ma va bene così. Allora, Ok. Voglio anch'io mangia, tranquillo. mangia Bloccato ancora. ciliegie a chili. Non ho capito il primo pezzo. Mangia ciliegie a chili. Mangia No, mangia. ciliegie. Un attimo che la scrivo, Sì, Mangia. Achille. Allora, Achille. mangia el. Mangia. Perché io non ho mai parlato di noi non siamo spagnoli, casomai Ah, ok, mangia. Al. Mangia. Mm, Devo fare il corso. I serese. va bene, A. sì, Chili. va bene. Al mangia Achille. prese a chili e va bene. Mi devi dire come scrive il primo al. Al mangia. Allora, A. Sì, Staccato. sì, L apostrofo, perché brava, sarebbe lui. brava. Al mangia serese a chili. Come scrive la A di Achili? Mangia. Serese a chili, abbiamo detto la A che viene prima del chili, come la scrive? A chili, A normale, Brava, senza niente. brava Sara, benissimo, brava. Qualcun altro che viene avanti con me, che è per esempio la signora Arianna, l'abbiamo sentita, Carmen l'ho sentita l'altra volta? Sì. Sì, allora chi? Oscar che non ho sentito, dov'è Oscar? Eccomi qua. Bravo, perfetto, ci siamo. Allora, e poi si lamenta perché ha mal di pancia. Mm. L. Mm. LS. Mm. Kelga. Kelga. Non mi viene in mente poi. Allora, poi dopo, L. E. L'apostrofo. e dopo, E dopo si lamenta al se al se. lamenta. Bravo. Sì, fermiamoci qua. Al se lamenta. Come lo scrive? Sul spagnolo. Allora, Kelga. Mal di pancia. Che mi è perché veramente Dai. aspetti, Sì, penso. tranquillo. Perché lui si lamenta, quindi Però, Al in questo caso è il soggetto. sì, va bene. Si lamenta, è un riflessivo, lamentarsi. Quindi al lo scriverei tutto attaccato, normale. No, perché quella è una preposizione articolata. Mm. Al mio fratello piacciono le ciliegie, al mio fratello piace serese. Ma in questo caso è lui che si lamenta, quindi togliamo la A, facciamo a meno della A. Il se lamenta, Allora, sì, sarà apostrofo al. il se lamenta, ma è proprio lui che si lamenta. È proprio lui, quindi apostrofo, ma dove? Davanti alla L. Dopo la L, Dopo, perché sì. se fosse davanti alla L sarebbe un articolo Sì. per cui dobbiamo togliere all perché sarebbe cacofonico. Ma noi, questo è un verbo, si lamenta, il se lamenta. Quindi sarà
L apostrofo, lamenta. Come scrive lamenta? Lamenta, è una piana. È una piana, ma le due vocali che vogliono gli accenti sono la La O E, e la E. E quindi sì, la E, lamenta, lamenta. Cercando di capire se, lamenta. quindi grave, Accento grave su cosa? sì, sulla E perché è aperta. Bravo, lamenta. Adesso andiamo avanti. Perché il ga, il mal de panza? Dai. Perché il ga o il mal de panza, ok. Vabbè. Allora, perché? Lo sappiamo. È Mm. perché il ga Mm, è proprio lui che ha il mal di pancia. Il ga. quindi sempre L apostrofo, Bravo, è l'apostrofo. E adesso G, ga. Vediamo. GH, GH. apostrofo, Apostrofo, A, benissimo. A. Con l'accento, con, senza con accento. con l'accento grave. Bravissimo. Se lo volessi mettere acuto potrei? No, perché c'è solo No. grave, come sulla I. Adesso qua il mal de panza. Mm, cioè dice il mal senza olla. Non voglio mettere o il mal de panza, è Ok. brutto. Voglio Il mettere ma- il mal. quindi, perfetto, quindi in questo caso l'apostrofo va prima, perché Prima torna della una L, molto bravo. poi Poi il al. mal, quindi qui mettere ancora l'accento grave sulla A. No, No, mal. ok, Se lei lo scrive con l'accento, se lei lo scrive senza accento, è mal sempre è uguale. sempre mal, quindi il Mm. mal. De Mal. panza, anche in questo caso non ci vuole niente. Però io le chiedo, potrei dire la mal de panza? Mm, sì, No, ma mi mal suonava. Sì. potrebbe essere un nome anche al femminile. Provi a farmi una frase con mal al femminile. Mm, Vi chiedo delle cose terribili stasera. sì, sì. Eh, La mal della situazione, no, può essere no. no. Ci vuole un articolo indeterminativo. Mm, Qual è l'articolo indeterminativo? Dai. una, 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 che è il cal che al me fa una mal. una mal. È Mm, l'inferno, va bene? Vi ricordate che possiamo utilizzare il termine mal anche al femminile, ma soltanto con l'articolo indeterminativo una. Al me fa una mal che ne può di più. o Vero? una mala situazione. No, quello sarebbe una mala situazione, no, Ok, una mal situazione. sì, No, perché se lei usa mal come aggettivo, che so sì, che certo, è mal, diventa maschile o femminile a seconda no, non del va dice. bene, non va bene. Ah, Come sostantivo solo quando mm, c'è un articolo indeterminativo, una mal. Va bene? Eh, oh, oh, oh. Facciamo intervenire il Duca. È arrivato? Ah, bene, perfetto, grazie. Vado avanti. Va bene. Allora, qualcun altro, aspetta, ne? Fra, che non l'ho sentita l'altra volta. Dov'è? Salve, buonasera. Buonasera, cara. Allora, mia mamma ha detto di Mhm. andare a fare la spesa. Punto. L'ha detto lei. Mia madre Mia la madre. di, mia madre la di La di. de andare, Dic. la di, la Fermiamo. dic, Fermiamoci. Mia sì, madre, me mother. Quindi la me cosa vuole? Accento, non lo vuole? Dica lei. me con l'accento sulla E, Che accento è? È aperto o chiuso? aperto. Sì, me. Lei dice me mother? No, scusi, scusa quindi. Se non è pane, polenta, né? Pensiamoci. Allora, me mother. Vediamo il termine mother se vuole un accento. Non lo so, me lo dica lei. No, No?
Allora io, se ho voglia, dico Mader. Posso? Ok. Mia madre. Ok, allora abbiamo due accenti acuti, Sì, due scusi, un accenti. accento chiuso. Scusi, questa è una novità. Quanti accenti ha alla volta ogni parola? Stavo parlando di me e di madre. Allora, me l'abbiamo visto. Adesso Ok, diciamo mother. sono sulla Dimentichiamo A. me. Sulla Accento A. chiuso sulla A. Accento chiuso? Ah, secondo lei la A ha l'accento chiuso? Me madre, sì, perché è una chiusa, Guardi, una io non forte. avevo mai sentito che la A ha l'accento chiuso. Me lo dice lei per la prima volta stasera. Ha l'accento chiuso la A. Quali sono le due vocali che hanno l'accento chiuso? Sono solo due. Quali sono? E, Brava. E l'altra? O. Brava. E la A è una E o una O? No, è una A. No, no. Quindi che Ok, sì. accento vuole? Aperto in questo caso. L'unico accento che c'è, l'accento grave. Va bene per tutte le Ok. altre vocali. Allora, mother, ha detto, Ah, sì. La dice? va bene, la dic. Allora, come scriviamo la dic? L apostrofo Brava. A con l'H A. Ah sì, abbiamo l'H in bergamasco? Ma dai. No, la dice L apostrofo A. Ma sì, ma come la scriviamo la A? Ok, la, quindi oh, non lo so se va con l'accento. Allora, cosa è il verbo avere? Quindi, vuole l'accento sì o no? Guarda la Sara che mi dice, fa così con la testa. Penso di sì. Certo, sì, ha detto. Voce del verbo dire. Tempo passato prossimo. Adesso lei mi dica dic, come lo scrive? Dice di I. Non saprei se ci andrebbe un umlaut sulla I e CH. Ah sì, dic. No, No? ho detto dic. Due C. Quante C Non ci so. vogliono? Due. Ok, al Bravo. posto dell'H la C. Ok. Dic mm, di andare a fare la spesa. De andà. No, togliamo la prima A. D'andà. No, de va bene. E poi il verbo andare è? Andà. Senza A, Andare ma senza la A. aspirata. No, Ok. aspirata? Quando mai hai Nel- sentito parlare di aspirata? Non ho mai sentito usare una H aspirata a me. No, cioè la A non si dice praticamente, E non si faccio scrive. sentire una lettera aspirata, gliela faccio sentire dal duca in persona. Dimmi di sì. Eccola qua, questa è la Ok. perfetto, ma noi non l'abbiamo usata mai, mai, perché il bergamasco di città, che è l'unico che conosco io, non la vuole l'H aspirata. Quindi, Ok. la dic, de, nda, come scrive nda? Apostrofo N, Brava. de, la D, e in questo caso penso che c'è ancora un accento sulla A. Bravissima, nda, benissimo. A fare. A fa, andà a fa dopo però non so se si dice A fare. a fa, la spesa. Come scriviamo Non la so A? come, Cos'è la A in questo caso? è una senza accento, Perché? perché È una preposizione è semplice o fa, articolata? articolato e fare la L'articolo, fa. dov'è l'articolo? Fra, dov'è l'articolo? Ah, ok. Quindi praticamente A fare fa, però la fa, cosa importante è da a fa, ma non è voce del verbo avere, è una preposizione semplice, quindi esatto, sì, è fa come la scrivo? senza accento, solo Bravo. A. Quindi A, benissimo, fare, Fa, con brava, l'accento sulla A in questo caso. bene, la Non spesa, so, la non so se spesa, si dice
la spesa, si dice così o no? Sì, Andare a fare la spesa. Però La mi, spesa, la spesa. però mi deve dire se vuole un accento, spesa, e se lo vuole dove. Mhm. A ver, Spesa, spesa. Forse, però non sono sicura sulla E. bene, e come lo vuole, Spesa. aperto o chiuso? Spesa. Penso chiuso. Sembra che sia duro. Ok. Benissimo, spesa. Attenta adesso, l'ha detto lei. Oh, la D, la D le? No, no, no. Glielo dico io, glielo traduco io, lei mi dice come si scrive. Alla dic le. Ah, ok. Allora, dice le. Ok, allora è come prima. A, Attenzione. sì, perché c'è la preposizione, c'è l'articolo e preposizione. Un attimo. L'ha detto, quindi la dic, sente come pronuncio io? La dic. La, Non ho detto la dic, ho detto alla dic. alla dice, sì, Proprio lei ha detto proprio quello, quindi alla dice è al tutto attaccato. no, preposizione semplice, più Articolo. in questo caso No, pronome. Lo ha detto. alla, ok, a, l'apostrofo, Brava, e poi dice, un'altra? No, e poi un'altra? Mi sente quando parlo? Alla dic. al, alla, Quindi no, la prima a, L alla l'apostrofo, L, dice, apostrofo. L al, apostrofo. L all'apostrofo, apostrofo. Sono due le L con l'apostrofo. Perché esatto, lo ha quindi detto. L, apostrofo, dice. No, manca la A. Il verbo avere, che in questo caso Sì. A, l'apostrofo, A, dice. E e come lo scrivo con là? A. con l'accento, perché è un Brava, verbo. brava. Dice. Va bene, dice, l'abbiamo detto con due C, le, Sì. che è un pronome personale di terza persona singolare femminile. Sì. Le. Le, ehm, con l'accento sulla E, Brava. Aperto o chiuso? aperto. Ah sì? Le. No, aspetta, chiuso. Le. Ah, se non è pane è polenta. Sì, esatto, è forte. Niente, va bene così. Difficilissimo. Vengo io, scusate, tra l'altro a questo punto anche il mio bergamasco devo rivederlo perché sto scoprendo cose che non conoscevo e non pensavo che la grammatica fosse così È difficile e È complicatissima. più difficile della grammatica portoghese, quasi. È veramente tosta. E quindi io veramente mi complimento nuovamente perché vedo che non è stato così semplice, però vi garantisco che a questo punto l'anno prossimo riprenderemo il corso e forse la grammatica è una cosa importante. Mi scuso con tutti voi, ma io oggi ho la mia unica nipote che compie gli anni, 13, e gli ho promesso che per le 8 sarei stato a casa con lei. Devo fare 25 chilometri, io vi lascio e vi auguro, e se non avete recuperato tutto quest'anno, l'anno prossimo Giusy sarà a disposizione sicuramente. Chiuderà il Duca e riprenderà quello che vi accennavo prima. Complimenti, scusatemi e buon lavoro ancora. Grazie a tutti. Grazie, Arrivederci. Presidente, grazie. Grazie. Sì, grazie. Buonasera. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Grazie ancora. Vabbè. Vediamo un po'. Anche questa non è male. Signora, chi è che non ho sentito? Irina non ho sentito l'altra volta, vero? Che non ha l'audio attivo? Ci sono, Brava! Ottimo. buonasera.
Buonasera a lei. Allora, traduzione. Pentolino Proviamo. piccolo, poca pappa c'è. Pentolino piccolo. Poca pappa c'è. Se è già pentolino, non può essere piccolo. No, ma è un modo di dire. Poca pappa. Poca pappa, lo facciamo alla fine, brava. Però partiamo da pentolino piccolo. Padeli pihen. No. Sì, va bene, può andare bene, però io preferisco pignatina, perché diventa uno scioglilingua. Ah. Pignati. Pignatina. No. Pignatina. Mm. Pigna. Piccola, bravissima. Avanti. Pignatina pihena, poca. No, piccola, pihena io non lo dico. Lo dice lei, io le credo, ma piccola. Pisen. No, io dico piccola. Io dico piccola. Piccola, piccola. Ma tu sei paesano. No, Allora, pignatina piccola. Mm. Pignatina piccola. Ecco, poca pappa c'è. Puca papa. Brava. Ok. Ghe. Brava. Adesso vediamo come è scritto. Pignatina. Come lo scrive? Vuole l'accento? Non lo vuole? Pignatina. Pignatina. Come lo scrive? Pignatina. Sulla finale. La... Ah sì? Pignatina? No, pignatina. La I. Sulla La I. I. Chi è che ha suggerito sulla I? Marisa? Forse sì. Ma scusi, è una parola tronca, è una parola piana, è una parola sdrucciola? Mi dica lei. È una parola piana. Brava, e allora ci vuole l'accento? No. Oh, e allora perché lei suggerisce male? Mi scuso per il suggerimento. Stavo ripetendolo e quindi dicevo pignatina e era sottolineata quella I. È una parola piana e non ci va l'accento. Quindi pignatina è scritta così. Piccola. Vuole l'accento? Non lo vuole? Sempre, No. parlo sempre con Irina. Piccola no. No? Allora io dico piccola. Perché mi piace. La I, la prima, la I. Sì. Va bene. E vuole l'accento acuto o grave? Acuto. Ah sì? Scusi, quanti accenti ha la I? Solo uno. Ah, brava. Quali sono le vocali che hanno due accenti, che possono avere due accenti? La E, la O. Brava. E allora, siccome lo sa, perché vuol mettere l'accento acuto sulla I che non ce l'ha? Va bene, pignatina piccola. Allora, poca. Vuole l'accento, non lo vuole? No, No? nessuno. Allora io dico poca, perché mi piace di più. Poca. Sulla O. Ma non ho detto poca, ho detto poca. Quindi, che accento voglio? Chiuso. La O. Forza. Poca, abbiamo detto poca. Sì? La O chiusa. Chiuso sulla O. Poca. Pappa? Pia, pia. Vuole accenti, non li vuole? No. No? Non. E adesso ghe. Poi cosa c'era dopo che? Basta. Finito. Punto. Ah, Ghe. poca pappa che. Ghe. Beh, anche in italiano diciamo c'è. Sì. Quindi? No, stavo riflettendo se ci voleva l'apostrofo, no.
Ghe, basta, Ah con sì? l'accento sulla E. Ah sì? Io non ho mai visto un ghe, mai visto, me lo insegna lei stasera? Non ho mai visto un ghe con l'accento sulla E, mai. Ghedo, Ah, la mia mamma. il famoso c'è in italiano. GH apostrofo E, Brava, e sulla E voglio l'accento, non lo voglio. sì, grave. Grave, brava. GH apostrofo Famoso E con l'accento grave, brava. Pignatina c'è. piccola, poca, papa, ghe. Chiaro? Siete tutti d'accordo? Sì. Se nessuno contesta, sono tutti d'accordo. Allora, Signora Giussi, perdoni il disturbo. Giorgio, buonasera. Buonasera a lei e al signor Duca e salutiamo in virtuale il signore che è andato via. Volevo chiederle una cortesia, 2 parole per spiegare il significato di questo modo di dire. Allora, In che termini, in che contesti lo usa questo modo di dire? allora, quando uno non si accontenta di quello che ha, gli si dice, questo è quello che passa il convento. In bergamasco diciamo, pignatina piccola, poca, papagè, non pretendere di più perché abbiamo solo questo. Ho capito, grazie. Prego. Qualcun altro che non ho sentito l'altra volta, allora, la signora Fenini l'ho sentita, la signora Angeretti, io l'ho già sentita ma non posso non sentirla anche stasera. Doela? Che? Voglio sapere Soriada, un po' di tarma soriada. Va bene, ha fatto l'esame di Esperanto? Sì, promossa. Bravissima, Grazie. ottimo, bravissima. Allora, faccio con lei. Lui al ciapa al nervus alla svelta. Lui con la dieresi sulla U. Brava. Al. Così com'è. Ah sì? No, A apostrofo L perché lui lo prende. Ah no, allora non c'entra la A con l'apostrofo. L apostrofo. Mm. Ciapa, C-A grave sulla A, ciapa, perché sennò sarebbe ciapà. Scusi, si fermi un attimo. Ciapa è una parola piana, sdrucciola, tronca, mi dica lei. Ciapa è piana. Ah, e allora quante volte? Non serve l'accento, la Garesù. La Goresù, però anche Goresù. Al ciapa? Il dittongo come la mettiamo, perdonate? Con il dittongo vuole le due parole, le due vocali, c'è una vocale debole che è la I e la vocale forte che è la A, ciapa, le pronunciamo tutte e due insieme, nessun accento. No. Ma se io avessi detto, allora, al durmia, sono sempre la I e la A finali, vero? Ecco. Sì, certo. Però in questo caso avrei avuto bisogno dell'accento, perché vede come le pronuncio separate. Dur-mi-a. Ma in questo caso ciapa. Le tengo attaccate e non mi serve l'accento. Grazie. Prego. Lei non è convinto, e allora io sa cosa fa? No, signora, un momento. Io gliel'ho già spiegato. Io ho il mio dialetto e ho il mio modo di scrivere. Per di più sono di scuola morana, del dottor Mora, professor Mora e Francia, quindi ci sono già delle differenze. Allora, io sono qui a prendere atto di come lo scrive lei, di qual è la grammatica che segue lei con Zanetti, eccetera, eccetera. Faccio un invito. Quindi non mi permetto né di accettare né di contestare. Ecco, io prendo atto. Le faccio un invito, perché signor. mi aiuta a chiarirmi le mie idee. Lei ha a casa il Pinocchio di Francia? Certo. Bravo. Allora lei prende il Pinocchio di Francia e va a togliersi lì tutti i dubbi che ha, perché il Pinocchio di Francia è di una perfezione inarrivabile. Grazie del suggerimento. Quando lei ha bisogno di vedere come si scrive ciapa,
va sul Pinocchio di Francia ed è sicuro che lo trova, e lo trova scritto correttamente. Sì, Vedrà, vedrà che lo trova. E poi forse mi dà ragione, forse è torto, ma No, così io le do sempre ragione, signora, io l'ascolto. va bene. Dopo il fatto di adottarla o non adottarla, cosa vuole che le dica? Posso adottare Zanetti o adottare Francia, adottare More, insomma, è questioni... È un franciano, Mi morano. rende, sa qual è la difficoltà che lei mi dà con un discorso di questo genere? È questo che, allora, il momento in cui io volessi scrivere qualcosa a qualcuno, Sì. come faccio? Devo dichiarare prima, in prima riga devo dichiarare scriverò secondo la grammatica di Zanetti, No. scriverò secondo la grammatica di Francia. Allora Diventa facciamo un po' difficile, si no, può no. fare, certo, si può fare tutto, Allora, ma è un pochino farraginoso e ci complicato. sono delle differenze, ma sono minime. Io le chiedo, quando lei ha bisogno di scrivere qualcosa, lei prende il Pinocchio di Francia, Sì, si sì, cerca la frase che le interessa o le parole vicine alla sì, sì, frase che le interessa e lì lo trova scritto perfettamente, d'accordo. perfettamente. Quindi neanche Zanetti lo contesterebbe, Signora, benché, possiamo dare questo suggerimento anche all'Eco di Bergamo sì, per volentieri, la rubrica Agenda? assolutamente d'accordo, perché Ecco, no, mi scusi, è una provocazione nel senso che le sto facendo affermare che la regola da adattare è quella di Francia. assolutamente. Zanetti, a differenza di Francia, mette più accenti, ma Sì. solo nelle parole che sono identiche, sia in bergamasco sia in italiano. Se lei prende questo Certo, discorso certo. che stiamo facendo io e il signor Giorgio, serve a tutti, non è che andiamo fuori tema. Se lei prende la parola maestro e la fa scrivere a Zanetti o a me, io scrivo maestro con l'accento sulla E. Francia no, scrive maestro senza mettere l'accento. Davvero? La differenza è soltanto o poco più che questa. Vedrà che lo troverà così come se lei cerca maestro Sì, 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 sul sì, ho Pinocchio di capito. Francia, Questo caso di Francia non lo condivido, ma ho capito cosa mi sta dicendo. ecco, Sì, sì. quando le parole sono identiche, Francia non accenta, Ecco, Zanetti sì. però è una debolezza, non chiamiamo errore con il signor Francia, No, per l'amor di Dio, no, però no. è una debolezza perché la regola bergamasca è che quando la E è in posizione tonica, Esatto, l'accento quando o grave o acuto lo vuole. sempre, bravo, è proprio così. Però, Perdonate, non voglio fare il saccente, ma va lei bene, sa, io sono qui per verificare cose. va bene. Di dov'è? Va benissimo. Grazie, scusate tutti. No, il nostro Duca chiede di dov'è Di lei. dov'è lei? Io sono di Schilpario, lei è venuto a casa mia a trovarmi poco più di un anno fa, se ricorda. A E infatti Schilpacchio. io vivo ancora nel piacere di quella visita Ah, vedi che e ho bello. un piacere di salutarla perché non ho più avuto occasione di incontrarla. Sono Certo, Giorgio Morandi. ho capito. Mi aveva portato una copia del Giopi che mi era saltata nella mia collezione, non so se ricorda, a Garlate. A Garlate, certo. Adesso no, Sì. però non capivo Schilpario, ecco, non riuscivo So- a... io sono, io sono Scalvino, io sono di Barzesto di Schilpario, non c'è dubbio, Però sempre... nonostante i 50 anni qui nel Baggiano. Il GP, certo, 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 mi ricordo come. Bene, perfetto. Grazie, scusate. Di che? Anzi, è un piacere. Vediamo qualcuno che non ho sentito. Oscar l'ho sentito, Riccardo non ho sentito, vero? Signor Riccardo, buonasera. Buonasera, Sandy Petole stasera. Ah, senti- Mamma mia. Fantastico. Facciamo una cosa, abbiamo inquadrato la Maiada di Silverio Signorelli. Vogliamo leggerla e tradurla, magari io e lei? Volentieri. Bravo, vada, Dall'inizio, dall'inizio. la maiada. Mm. Triamis de puntida si trova per la strada e tra loro confida de fa una maiada. Al di sol bugada, meso che imborgada, lo starei alla passata, le ben nominada. Arrivato il Cereda, che bella trovata, la va festeggiata a con buona bevida.
Alla sera, dica? Avanti, avanti. Alla sera fissata si trova intavolata o il cereda o il bugada insieme al doneda. Avanti. Lo stile della passata a tavola parata, al che dà la brigata o il menù desornata. Io le chiedo di andare un po' più lentamente. D'accordo. Bravo. Poi turna bandita de ogni della brigata per sai cosa al grada del menù de portata. Al parla al cereda, a me una frittata. Invece al bugada al va bene una costata. L'è sempre malata la panza al doneda e a cura della gheda al völ la panata. O il padrone della passata alta qui al dare una usata, poi ci dà una grattata sulla crapa pelata. Fermo qua. Allora, abbiamo una serie di parole, piane, tronche, sdrucciole, dica lei. Cioè, cosa che devo fare? Mi deve dire se le parole che ha letto sono piane. Ma allora, vediamo un attimo. Amis, i tre amis è tronca, Pentida è una piana, si trova per la strada un'altra piana, strada, e fra loro i confida, altra piana, le fa una maiata, piana, comunque. Vedo che- Si ferma. sì. Maiada ha un dittongo. Ai ai ai, sì? E? Però noi dividiamole in sillabe. Ma, ya, da. Il signor Giorgio qui direbbe: come mai c'è l'accento sulla A, che è un dittongo, e le due vocali le pronunciamo insieme? Vero, signor Giorgio? È vero. Cosa dice lei, Riccardo? Ma allora le tre sillabe sono praticamente dividono il dittongo e rimane da solo, per cui E allora quell'accento sulla A? non so proprio. Allora, Silverio Signorelli, che sa perfettamente che sulla A non va l'accento perché è una parola piana ed è un dittongo per cui le due vocali le pronunciamo tutte e due insieme, ha voluto facilitarci e ha messo l'accento sulla A anche se non ci vuole. Non ci vuole, eh? Quindi scrivete Maiada senza accento. L'ha fatto lui per noi, pensando che per voi fosse più semplice, se vedevate l'accento sulla A, di pronunciare esattamente la parola. È chiaro che però, siccome la vocale tonica va sulla A, se poi lo scrivete con l'accento sulla A, nessuno grida allo scandalo, ma l'accento lì non ci va. È stato fatto solo per noi, per facilitarci il compito. Andiamo avanti. Con la lettura o con la ricerca di... Con la ricerca. Vediamo se c'è qualcosa di particolare. Bugada è piana, borgada è piana, Piana, passata pure. nominata è lo stesso. Cereda. Cereda è un'altra piana. È un'altra piana, però vorrebbe l'accento sulla seconda E, un accento stretto. Chiuso, bravo. Perché non ce l'abbiamo? Presumo perché è un nome proprio, ma... Bravo, fantastico. Bravo, 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 bravo. Perfetto. Andiamo giù. Bella Troada, sempre piana. Festeggiata. Signora Giusi, mi perdona l'interruzione. Sì. Torno un attimo a quel Cereda lì. Io, ripeto, ho bisogno di chiarirmi. Sì. Lei giustifica l'assenza dell'accento perché dice è un nome proprio di persona. Sì, esatto. Ma quando alcuni dei nostri poeti, eccetera, parlano della sapela, sì, bravo. c'è la bergamaschizazione del nome e quindi anche col Cereda
e Sì, qui sarebbe il Bugada, sarebbe il Doneda. sì, Secondo me, se scriviamo in bergamasco, dovremmo anche adottare la scrittura bergamasco e ha quindi, perfettamente ragione. L'unica ecco, cosa, perché lo abbia fatto il signor Silverio, io gli levo il cappello per l'amor di Dio, non voglio correggere lui, no, 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 voglio sentire un suo parere su questo argomento, ecco. allora io le dico che per quello che mi riguarda, io non sopporto la storpiatura dei cognomi. Io dico o Locatelli e mia o Locadel, perché o Locadel mi dà proprio fastidio. Quindi per me il nome proprio rimane nome proprio. Certo, giustamente lei dice, quando il Mazza scrive della Sapella, è ovvio che lì ha necessità perché è una questione di rima. E anche qui, Sì, d'accordo, ma rima, va bene, quelle sono licenze, ma in generale io mi baso sul fatto che la pronuncia bergamasca esiste, non è il contrario, forse il contrario che traduciamo in bergamasco, allora sono d'accordo assolutamente con lei, ecco. Però i cognomi tipici bergamaschi esistono, sono detti in bergamasco, ecco. no, Poi. ma è brutto, io non lo accetto. La ringrazio per la verifica e mi scusi lei per la verifica che ho voluto fare, ma io ho Benissimo, bisogno di queste verifiche. ha bisogno, perfetto, ha fatto benone. Grazie. Lo sarebbe della passata, tavola parada, che dà la brigada, o il menù de giornata, va bene, poltrona bandita, non abbiamo niente, portada, al cereda, me una frittata, a parla al cereda, va bene, no, no, niente, nient'altro. Aspetti, signor Riccardo, Sì, vediamo un po', le do una frase. Se è io un attimo che me la scrivo perché faccio fatica poi a... È l'ultima, poi vi lascio andare perché siete fantastici, bravi tutti. Sentiamo. Allora, se io fossi capace, scriverei un libro. Eh, se me Sì? Congiunto. fos bu, Bravo. Come scrive Föss? F o con la dieresi, doppia S, Bravo. fos bu, Mm. Come scrive Bu? un bel accentone, dai, me Bravo. lo concedi? Sì, Io sono dall'idea di mettere accenti tonici in certo. tutti i punti perché facilita la lettura. Lo so. Poi naturalmente sbaglio, ma No, non è uno sbaglio, perché se lei prende i vecchi dizionari, se lei prende il Palazzi, per esempio, ha gli accenti tonici su tutte le parole. Vado a prendere, adesso i nuovi vocabolari non sono più così, ma il Garzanti, il Palazzi, i vecchi dizionari che usavamo noi a scuola mettevano l'accento tonico su tutte le parole, quindi anche se lo mette nessuno griderà allo scandalo. per cui diceva se ne fos bu, cos'era l'altro, il resto? Un libro. Se me fos bu, Scriverei, ah, scrieres, bravo, come lo scrive? scrieres con l'accento grave sulla E finale, doppia S, Doppia S, bravo. scrieres u liber, Sì. podu, Oh, u liber, e niente, un accento sulla I, perché è aspetta. una piana che finisce in consonante, per cui U. no. Ah, Ma la U con la dieresi. bravo, attento, lei mi ha detto, allora se io fossi capace, congiuntivo imperfetto, condizionale, scriverei. Adesso io le cambio tempo di verbo, tempo di verbi. Se io fossi stato capace, avrei scritto un libro. Se me fossi stats bu, Bravo, avresti scritto bravo, perfetto. u liber. Signori, siete fantastici, grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra amicizia, perché poi ormai siamo diventati amici, è stato bellissimo incontrarvi, mi auguro di rivedervi l'anno prossimo per una nuova serie di incontri, vi lascio al saluto del Duca. Ciao a tutti da parte mia. Ciao a tutti. Grazie Posso, mille. posso condividere un invito a tutti? L'ho messo nella chat.
è il teatro in bergamasco che facciamo con i bambini di classe terza qui a Serina. Se qualcuno vuol venire, è ben accetto, è gratuito, è aperto a tutti. Grazie cara. Grazie. Niente, grazie, salve. Che avete partecipato a questo interessante corso. Vi do appuntamento all'anno prossimo, hanno già stabilito che ci sarà ancora la continuazione a questo interessante corso e quindi ringrazio la nostra prof che vi ha seguito con tanta passione, grazie a voi che ci avete appunto seguito, ascoltato in questo nuovo corso. Come ha detto il presidente del BIM, che ringrazio per la ospitalità, il presidente dell'Ente Bergamaschi del Mondo e il BIM che ringrazio per l'ospitalità, ecco, vi ha accennato a questo nostro nuovo sito, vi invito ad andare a leggerlo, a seguirlo, perché è fatto molto bene, anche sulla parte del vocabolario è stato trascritto pari pari quello del Gambarini Francia, e quindi niente, dategli un'occhiata e magari già quando ritorneremo a rivederci ci darete così un giudizio su come è stato impostato. Diciamo che la partenza è un lavoro in progressione questo del nostro sito. Il grosso è stato fatto, ma ci saranno ancora tante cose che saranno ampliate durante questi mesi, quindi controllatelo. È una finestra che abbiamo aperto sul mondo, no? Del nostro dialetto, sotto tutte le versioni, dal vocabolario alle iniziative, alla nostra lingua, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a consultarlo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie anche a lei, buonasera a tutti. Buone feste. Grazie. Grazie mille, buone feste, grazie professoressa.